Sono salvi per miracolo i due piloti di un elicottero ultraleggero che intorno a mezzogiorno, in fase di atterraggio in un prato erboso di Borca di Cadore nel Bellunese, dove avevano previsto di scendere, si è rovesciato. Sono scesi dal mezzo con le proprie forze ed hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Cortina insieme ai volontari di Borca e Vodo di Cadore, che hanno messo in sicurezza velivolo e luogo insieme a sanitari e carabinieri. Nessuna ferita per i due occupanti medicati sul posto, sono in buone condizioni. Non uno schianto quindi, ma tecnicamente un atterraggio duro che però ha fatto ribaltare il mezzo. I due piloti, due veneziani cinquantenni, soci dell'associazione dilettantistica Ala Salese di Santa Maria di Sala nel Veneziano, erano partiti un'ora prima dal campo di volo Villa Farsetti con l'obiettivo di raggiungere alcuni amici per il pranzo. Il primo pilota è esperto e ha anche il brevetto di aviazione generale, ma probabilmente in fase di atterraggio qualcosa non ha funzionato a dovere. Sarà un'inchiesta ora a chiarire le cause dell'incidente. La circolazione aerea si è fermata per qualche minuto in mattinata anche all'aeroporto Marco Polo di Venezia per consentire l'atterraggio di emergenza dichiarata da un volo EasyJet per un malore del pilota. Partito da Manchester con 128 passeggeri a bordo, era diretto a Bari. Mentre era in volo sopra il Veneto, il pilota si è sentito male ed ha attivato il protocollo di emergenza per l'atterraggio, avvenuto senza difficoltà. I passeggeri sono scesi e il volo è stato riprogrammato nonostante l'affollamento sui voli low cost in questa stagione. La situazione al Marco Polo è tornata rapidamente alla regolarità.